prova, prova! Prova microfono! Scusate! Questa storia che vi vengo a raccontare è quasi un teorema del barone Piscetrema. Certamente a voi la cosa piacerà, ma credetemi, da giovane ero un vero gaga. Doppietta, il barone Piscetrema mi chiamano così per via del mio tremore dovuta a questo cuore, ma la colpa non è mia, è solo di mamma, e ciò che sto per dire è tutta eredità. Soffro di esaurimento, stitichezza perdurante dentro il fegato indossato, mezzo stomaco sportato, c'ho le coliche renali, i dolori cervicali, le scoliose vertebrali, sono un tipo eccezionale, sono di casa all'ospedale, mi dovrei ricoverare, ma non ho i denari per poterlo fare. Dal dottore ogni mattina vivo solo di insulina, cortisone e coramina, il mio corpo va a rovina, sono morto che cammina, se lo dico qua presenti sto perdendo tutti i denti, ma la mia consolazione è che sono un belladone. Però ci tengo a dire e sottolineo che tutte le belle donne impazziscono per me, tutte le belle donne impazziscono per me, vabbè dale chi è? Ho lo sguardo amaliante alla francese e il coso vastaso tipico di questo paese. Il successo con le donne non mi manca, anche se non tengo il conto in banca. Penso sempre con orgoglio al mio passato di nobile barone di Casato. Ora invece quando sono per la strada mi prendono a pernacchie e si fanno una risata. Soffro di esaurimento, stitichezza perdurante dentro il fegato ingrossato, mezzo stomaco sportato, c'ho le coliche renali, i dolori cervicali, le scoliose vertebrali, sono un tipo eccezionale, sono di casa all'ospedale, mi dovrei ricoverare, ma non ho i denari per poterlo fare. Dal dottore ogni mattina vivo solo di insulina, cortisone e coramina, il mio corpo va rovina, sono morto che cammina, se lo dico come senti sto perdendo tutti i denti, ma la mia consolazione è che sono un belladone.